Siamo con Ivan Cilina, allenatore di questa Torres che parte con la Coppa Italia a Sorso, un pareggio per 2-2. Ivan, soddisfatto della prestazione dei ragazzi? Sì, sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Ero convinto che avremmo fatto sicuramente una buona partita, così è stato, contro una delle protagoniste future del campionato d'eccellenza. Questo dimostra che noi possiamo competere come le altre, come Sorso, il Samassi e il Castiadas, che faranno il campionato di vertice. Ci siamo. Sono contento perché abbiamo giocato da squadra con intelligenza, alcuni errori da sistemare, però i ragazzi hanno sbagliato anche poco rispetto al momento della stagione. Una partita di inizio settembre, questo può portare anche dei problemi, come degli automatismi, come il secondo gol che abbiamo preso. Però secondo me si può lavorare bene per dare soddisfazioni a questi tifosi che oggi hanno accompagnato per 95 minuti la squadra. Ecco, fa scalpore assistere a una partita di Coppa Italia con una cornice di pubblico e anche con un clima festoso. È stata una gara agonisticamente valida, ma sempre poi nei limiti della correttezza. Sì, è stata una partita maschia, una partita molto tecnica anche, perché c'erano giocatori di gran qualità nel campo. Io sono contento perché i ragazzi hanno supportato questo stress tutta la settimana. Anche giovedì la partita che abbiamo fatto di amichevole un po' ha rotto il ghiaccio, perché è servita per prepararci a questa partita con il pubblico, perché lì c'era tanto pubblico. Il pubblico è stato bravissimo a citarci per 95 minuti, i ragazzi l'hanno preso nel verso giusto e invece di essere così, con un po' di ansia, hanno dato una prestazione secondo me positiva. Che cosa significa per te tornare sulla panchina della Torres? Io mi sono messo a disposizione della società che è rinata, cercare di portare i colori rosso-blu dove meritano. Do tutto il mio contributo finché posso, la società mi sostiene, cerca di darmi tutto il sostegno possibile. Io lavoro come sempre, certo che avere comunque il cuore torresino è una gran responsabilità per me, quindi lavoro più col cervello, cercando di mettere da parte il cuore e cercando di fare le scelte più giuste per questa squadra. Quali sono le tue favorite per il campionato di eccellenza, le squadre che sono mosse meglio secondo te? Beh, sicuramente Samassi e Castello sono mosse meglio insieme al Sorso, però io non nego che ci sono delle società che hanno lavorato sotto traccia, magari hanno vinto tipo Cuspini o che hanno fatto dei campionati di promozione e possono creare dei problemi e essere degli outsider. Bisogna vedere le prime partite, perché comunque alcune società ancora non hanno neanche fatto sapere quali sono gli acquisti, quindi vediamo adesso, domani vediamo le formazioni delle varie squadre e cerco di capire anche io come il livello del campionato, che sembra che sia medio-alto, che sia buono, e ci sono giocatori di Serie D che sono scesi di categoria e stanno alzando il livello. Benissimo Ivan, noi ti ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo a te e alla Torres per questo campionato di eccellenza e insomma speriamo che la cornice di pubblico sia come quella di oggi, sempre festosa, rispettosa più dei valori in campo. Grazie ancora. Sicuro, arrivederci a tutti. Grazie.